Conta alla rovescia per il referendum. L'assessore Zuin replica i comitati che l'hanno querelata e conferma quanto detto in campagna elettorale. Domenica si vota per il referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Antenna 3 dalle 21 seguirà in diretta lo spoglio con collegamenti e ospiti in studio. Autonomia, il ministro Boccia in audizione alla conferenza Stato-Regioni. Se non vogliamo perdere tempo e siamo tutti d'accordo, la facciamo dentro la legge di bilancio. Presente anche il governatore Luca Zaia. Lutto in comune a Venezia, è morto Paolo Pellegrini, imprenditore veneziano e consigliere comunale per la lista Brugnaro, aveva 69 anni. Traffico di armi, i carabinieri di Treviso hanno arrestato 4 persone, una delle armi è quella con cui è stato ucciso Ivano Gritti nel gennaio 2012 all'Arsenale a Venezia. Sono sbalordito, l'assessore alle politiche educative risponde ai sindacati che hanno denunciato il comune per non essersi preoccupato della sicurezza del personale scolastico nei giorni dell'acqua alta. Grande partecipazione all'incontro con gli studenti del liceo Franchetti nella sede di Cava Marghera per sensibilizzarli ad essere responsabili e attenti alla guida. Buonasera e bentrovati in diretta con il telegiornale L'informazione veneziana dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito dai titoli, in apertura il conto alla rovescia per il referendum di questa domenica sulla creazione dei comuni di Venezia e Mestre, sulla ipotetica creazione dei comuni di Venezia e Mestre. L'assessore Michele Zuin replica ai comitati che l'hanno querelato per diffusione di false notizie e conferma quanto già detto in precedenza in campagna elettorale. Allora sentiamo che cosa ha detto. È stupito e amareggiato Michele Zuin, alla testa di Forza Italia in Veneto, assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Venezia. Alcuni suoi interventi via mass media e social network nel dibattito sul referendum di separazione Venezia-Mestre sono stati definiti da comitati e associazioni per il sì informazioni false che inquinano la campagna elettorale, tanto da diventare oggetto di un esposto querela presentato in procura. Quello che viene contestato sostanzialmente è il fatto che lei non si sia espresso come privato cittadino, che naturalmente ha tutto il diritto di farlo, ma in qualità di assessore. Assolutamente no. Tutti i miei comunicati, e se guardate gli articoli dei giornali, sono firmati dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, ora coordinatore regionale di Forza Italia. Zuin rifarebbe tutto, conferma ed entra nel merito delle questioni che hanno provocato la dura reazione del fronte del sì. Io dico che il casino di Canoghera chiude, la loro replica è ma otterremo sicuramente una proroga. Cioè il mio è un dato di fatto, il loro una speranza. Lo sostengono che è una SPA, per cui teoricamente non è più vincolato ai confini comunali. Ma assolutamente no. La licenza e l'autorizzazione è del Comune di Venezia, non della società. La società svolge servizio tramite convenzione per conto del Comune di Venezia. Vede che questi sono errori proprio grossolani, gente che neanche legge le carte. Altro tema caldo che aveva infiammato il dibattito referendario era stato quello sul presunto aumento di prezzo dei biglietti ACTV dopo la separazione. Io ho semplicemente fatto delle stime sulla base di quello che succede oggi nel Veneto con i comuni vicino a Venezia e ho semplicemente riportato queste tratte e il costo di queste tratte, per cui dati veri, incontrovertibili, a meno che anche qui loro usano la speranza rispetto a quello che c'è effettivamente sulla carta, citando la Lombardia o altre cose, che però non è il Veneto e non è la provincia o la città metropolitana di Venezia. E adesso una questione sulla interrogazione in merito al referendum è quella della deputata veneta Arianna Spessotto del Movimento 5 Stelle, che ha depositato appunto questa interrogazione parlamentare chiedendo se il Ministro dell'Interno sia a conoscenza di comportamenti amministrativi tenuti durante la campagna referendaria dal Comune di Venezia. Comportamenti che, secondo la parlamentare, minano alla base i diritti politici dei cittadini e la correttezza del procedimento elettorale. Cosa l'ha spinta a presentare un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno sul referendum, sulla campagna referendaria per l'istituzione dei comuni di Venezia e Mestre? Veramente la situazione è scandalosa a Venezia. Sindaco e assessori invitano espressamente attraverso
disposta attraverso dichiarazioni ufficiali ad astenersi dal voto. Non c'è adeguata informazione attraverso gli spazi elettorali, che sono pochissimi, non c'è informazione sui mezzi della CTV, perché la CTV ha negato senza dare motivazione gli spazi per fare propaganda sui suoi mezzi. I cittadini che hanno tentato di esporre propri cartelli dalle case sono stati minacciati di sanzioni, andando anche contro quella che è una sentenza della Corte Costituzionale che diceva che invece non si applicano i divieti pubblicitari che sono invece previsti per le consultazioni elettorali quando si parla di consultazioni referendarie. Lei ha chiesto anche al Ministro che cosa intenda fare per questa situazione, anche se oramai mancano pochissimi giorni al voto. Sì, purtroppo sì, mancano pochi giorni al voto, però io credo che la situazione sia talmente grave che non potevamo tacere, quindi abbiamo utilizzato gli strumenti parlamentari che abbiamo a disposizione per interrogare il Ministro e per sollecitarlo a fare qualcosa, di intervenire, perché veramente la situazione è scandalosa a Venezia. Un appuntamento questo del voto per il referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia, che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 21:15 di domenica per una maratona non stop prima e dopo la chiusura dei seggi. Collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi come sempre sull'esito del voto e i commenti dei risultati. Autonomia del Veneto, oggi l'audizione del ministro Francesco Boccia alla conferenza Stato-Regioni, parlando della legge quadro che dovrà fissare i paletti dei quali partire per la bozza sull'autonomia differenziata. Il ministro ha detto: se lo facciamo in maniera condivisa, se vogliamo non perdere tempo e siamo tutti d'accordo, lo facciamo dentro la legge di bilancio in maniera condivisa, ed è la mia proposta. Quindi stiamo giocando a carte scoperte, lo sta dicendo sempre e ovunque. Ma sentiamo le parole del nostro governatore, del governatore del Veneto Luca Zaia, presente a Roma. Vediamo. È stata una riunione approfondita su diversi temi rispetto all'applicazione del 116, quindi l'autonomia differenziata. Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere ancora alcuni aggiustamenti, però direi che la discussione è stata proficua. Dopodiché, ovviamente, oltre alla legge cornice e alla legge quadro, noi siamo interessati ovviamente alla firma dell'intesa, che è il passaggio sancito dalla Costituzione, è il passaggio fondamentale. Ma sulla legge quadro, diciamo che, se dovessimo dirla come la diceva Michelangelo per la Pietà, ha tolto tutto il marmo in più per fare la Pietà. Ecco, siamo ancora a livello di qualche ultima scalpellata, non siamo ancora alla lucidatura dell'opera. La legge cornice o legge quadro sostanzialmente traccia le linee macro, dopodiché l'intesa, ogni regione firmerà l'intesa propria e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie. Ed è morto questa mattina all'età di 69 anni l'imprenditore e consigliere comunale Paolo Pellegrini, presidente della Commissione Attività Produttive. Una scomparsa improvvisa, probabilmente causata da un infarto mentre stava dormendo nella sua abitazione nel Sestiere di San Marco. La seduta del Consiglio Comunale si è aperta e subito chiusa in segno di lutto e verrà riconvocata domani. Sono sbalordito, così l'assessore alle politiche educative Romor risponde ai sindacati che hanno denunciato il Comune per non essersi preoccupato della sicurezza del personale scolastico nei giorni dell'acqua alta. Vediamo. Siamo sbalorditi perché di fronte al senso di responsabilità che è stato dimostrato da tutta la città, da tutte le categorie, compreso i dipendenti pubblici e i dipendenti del Comune in primis, questa iniziativa di portare la vicenda in procura è completamente fuori da qualsiasi ragionevolezza. L'assessore comunale alle politiche educative risponde alle accuse di CGIL, CSA e UIL che hanno presentato un esposto nei confronti del Comune per aver gestito male, dicono, il fronte scolastico durante l'emergenza dell'acqua alta. Le attività in nidi e materne di Venezia, Lido e Pellestrina infatti erano state sospese, eppure il personale scolastico si è dovuto presentare sul posto di lavoro per tutti e 3 i giorni. Nel merito non entriamo assolutamente, segnalo solo che rispetto alla risposta unitaria che è stata data da tutta la città, questo è un comportamento che proprio non c'entra nulla. Ci difenderemo in quella sede e valuteremo anche tutte le iniziative opportune a tutela del buon funzionamento dell'amministrazione e a tutela di quei dirigenti che sono stati coinvolti e che invece io ringrazio per come hanno saputo gestire le cose nei terribili giorni dell'acqua alta.
E a proposito appunto della mareggiata eccezionale, dell'acqua alta eccezionale dei giorni scorsi, delle polemiche nate attorno al Mose, il porto di Venezia è la prima vittima del Mose, così il presidente dell'autorità portuale in commissioni lavori pubblici del Senato. Allora sentiamo un estratto del suo intervento. Mentre la città di Venezia, di cui io sono anche cittadino, è il primo beneficiario dell'esistenza del Mose, il porto di Venezia e Chioggia, perché l'autorità che presiedo ha entrambi i porti, è la prima vittima. Esistono altri casi nel mondo, e particolarmente porto l'esempio di Rotterdam, che mutatis mutandis ha comunque delle similarità con Venezia in virtù delle maree, in virtù del fatto che hanno un sistema di dighe e in virtù del fatto che è un porto ben dentro nell'entroterra e lontano dal mare. Hanno creato un centro di gestione traffico, fondamentalmente una torre di controllo, se volete. Una torre di controllo dove convogliano una serie di informazioni che i vari pezzi dello Stato raccolgono rispetto alle informazioni legate alla navigazione, ma anche tutti gli aspetti legati alla previsione delle maree, quindi tutto il centro di previsione maree del Comune di Venezia. Convogliare tutte queste informazioni all'interno di questa torre di controllo al fine di avere appunto un centro di gestione traffico che deve o dovrebbe ovviamente gestire in anticipo tutti gli elementi di interferenza potenziale causati dal Mose, ma non solo, perché una volta che questo centro di gestione traffico sarà in funzione è in grado anche di anticipare e gestire tutti gli eventi meteomarini, dal vento alla nebbia agli altri elementi insomma, che possono avere un'interferenza sul porto di Venezia. E nel frattempo continuano e si moltiplicano gli aiuti di solidarietà a Pellestrina. Vediamo. Mentre il direttivo della Proloco del Lido Pellestrina sta procedendo alla consegna degli aiuti raccolti, in tanti si vogliono aggiungere a questa bella onda di solidarietà. Grazie alla pesceria italiana che ci ha permesso di caricare tutto nei loro tir, siamo arrivati a Pellestrina e finalmente possiamo consegnare agli abitanti che ne hanno bisogno quanto i ridenti veneziani hanno pensato di dedicare a loro. Sono stati già raggiunti in vari modi più di 25.000 euro. La Proloco ha raccolto in poche ore oltre 9.000 euro in contanti, altri 10.000 sono arrivati dai gondolieri del traghetto del Carbon. È stata fatta anche una raccolta di fondi che già abbiamo deciso come impiegare, cioè per l'acquisto di elettrodomestici che ci sono stati indicati come necessità, prevalentemente lavatrici prima di tutto, ma anche freezer e congelatori. Il Padova Calcio ha raccolto per Pellestrina 5.000 euro e anche il Comitato, la Terra Trema, il Cuore No, una onlus di Feltre, grazie al rapporto speciale instaurato con la trevigiana De Longhi, l'azienda ha voluto regalare ben 130 deumidificatori di un valore commerciale di circa 450 euro l'uno, 3 frigoriferi ed altrettante lavatrici. E sabato prossimo, a grande richiesta, vi riproporremo dalle 21:15 il documentario L'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'acqua alta record. In primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che, come ricorderete, vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo, non solo nel capoluogo lagunare, ma anche nelle zone del Veneto orientale, della Venezia orientale. Dopo i grandi ascolti di sabato scorso, ci avete chiesto di rivederlo, dunque l'appuntamento sabato prossimo alle 21:15. Adesso un istante di pubblicità e poi ancora insieme con l'informazione veneziana. Tra poco. Eccoci rientrati in onda in diretta con l'informazione veneziana. In primo piano l'omicidio Pamio. La Corte d'Appello di Venezia ha ridotto la pena a Susanna Lazzarini, detta Milli, per l'omicidio di Lidia Pamio, l'anziana assassinata, lo ricorderete, nel 2012 nella sua abitazione di Viale Spuccia Mestre. I giudici hanno comminato all'imputata 20 anni, riducendo la pena di 10 anni rispetto ai 30 comminati in primo grado. E adesso l'indagine dei Carabinieri di Treviso, che ha permesso di individuare qual era stata l'armeria che aveva armato la mano degli assassini del delitto avvenuto a Venezia alla Giudecca nel gennaio scorso. Vediamo.
13 pistole di vario calibro e 5 fucili scomparsi da un'armeria di San Zenone degli Ezzelini nel Trevigiano. Proprio una di queste pistole era stata usata a gennaio scorso per l'omicidio di Venezia, quando Ivano Gritti venne ucciso nella sua abitazione alla Giudecca, si disse allora, per motivi legati alla custodia di un cane. Le armi erano armi letteralmente inizialmente cedute, poi quasi pretese, perché una volta che si instaura un certo rapporto tra i due complici, poi alla fine c'è anche la richiesta pressante di altre armi. E certo, da un'armeria l'approvvigionamento è facile. 4 le persone arrestate, tra cui proprio lo stesso 42enne titolare dell'armeria di San Zenone, che già nel 2011 era finito nei guai sempre per traffico illecito di armi a livello internazionale. Sono persone venete, a parte un albanese, e sono persone note alle cronache per reati più o meno analoghi, ma insomma decennali, datati. Nel blitz dei carabinieri di Treviso, con gli arresti a Padova, Vicenza e Treviso, anche 4 indagati, di cui 1 nel veneziano già con precedenti e 3 nel padovano. Tutti legati alla vecchia guardia della Mala del Brenta, dicono gli inquirenti, banda che da tempo taglieggiava per usura un 41enne imprenditore edile della Castellana che, terrorizzato, si era rintanato da tempo a casa di un amico per sfuggire alle minacce di morte dei criminali. E si è proprio letteralmente nascosto, cioè ha lasciato casa, ha lasciato anche il telefono, non si è fatto trovare anche dai parenti, tra l'altro, perché pensava che ogni notizia che lui potesse dare circa i suoi spostamenti, le sue presenze, potesse arrivare così alla conoscenza di chi gli stava facendo l'estorsione, quindi è stato difficile anche per noi rintracciarlo poi alla fine. Indagini ancora in corso. Persone che fanno paura soprattutto alle persone per bene. E adesso gli studenti del liceo Franchetti di Mestre a lezione di educazione stradale. È un po' un problema di tutti, assolutamente dovremmo veramente capire che bastano pochi secondi per mettere a repentaglio la nostra vita e la vita degli altri. Per questo, per 60 ragazzi tra i 16 e i 17 anni del liceo Franchetti di Mestre, molti dei quali in procinto di prendere la patente, è stata organizzata una lezione speciale con la polizia stradale e la concessionaria autostradale CAV, nella sede della società a Marghera. Un primo tentativo, diciamo così, di promuovere quella che è la cultura della responsabilità autostradale. Lo facciamo naturalmente come è nostro costume, investendo nel futuro ed investendo su quelli che saranno i nostri futuri utenti. È fondamentale che i ragazzi capiscano gli aspetti più delicati della sicurezza e della responsabilità alla guida. È importante far capire loro che certe cose non succedono solo agli altri, ma possono succedere anche a noi, ma non solo come potenziale causa di un incidente, ma anche per sensibilizzare una maggiore responsabilità a prevenire anche le disattenzioni degli altri. Credo che queste giornate siano fondamentali, bisognerebbe farne di più, dovrebbero essere più strutturate in modo che tutte le scuole, tutti i ragazzi vengano sensibilizzati. Faccio i complimenti a CAV per l'iniziativa. E adesso la solidarietà di Andrea Bocelli per Venezia, città, come noto, ferita dall'acqua alta. Il tenore Andrea Bocelli canta per sostenere la Venezia ferita da questi giorni di marea eccezionale. Il cantante, nativo della provincia di Pisa, è certamente una delle voci più conosciute e apprezzate nel mondo e ha da sempre un rapporto particolare con la città di Venezia. Per questo, in un momento così difficile, non poteva certo mancare il suo sostegno. Pur essendo in partenza per la tournée, sabato sera sarà a Praga e poi da domenica 8 dicembre sbarcherà in America, l'artista, attraverso il proprio entourage, ha fatto sapere di un'iniziativa molto bella e concreta. Alcuni posti VIP ai suoi concerti verranno messi all'asta e il ricavato sarà interamente devoluto a Venezia per l'emergenza acqua alta. Andrea, insieme alla moglie Veronica, lo ha voluto personalmente, una mano tesa a Venezia, per aiutarla a risollevarsi, un messaggio chiaro di vicinanza alla città e ai veneziani, proprio nei giorni in cui è in uscita il suo nuovo album, Sea Forever, in una veste speciale che contiene anche 2 inediti dell'artista rispetto alla prima versione di Sea lanciata sul mercato nell'ottobre 2018 e il 16 settembre 2020 l'artista tornerà anche in Veneto per esibirsi in un grande concerto
a Marostica in piazza Castello. Adesso appuntamento con la nostra programmazione, vi ricordo alle 20:10 ospite in studio Matteo Del Puppo, cantante e coltivatore di Prosecco. È tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci salutiamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene sostanzialmente stabile il tempo sul nostro territorio e anche la giornata di venerdì 29 novembre sarà senza precipitazioni. Sul Veneto foschie e nubi basse al mattino, specie sulle pianure, maggiori spazi soleggiati invece sui rilievi bellunesi. Nebbie nuovamente in formazione durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali nebbie sulle pianure e sulle vallate alpine anche in questo caso, più sole sui rilievi dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento ovunque, qualche nevicata anche a bassa quota sui confini altoatesini. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 10 e 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.